9 siti UNESCO importanti, quelli del club, diciamo dei grandi siti UNESCO. Grappa è in un'altra categoria che è quella del patrimonio della biosfera. E c'è da dire che le ricadute si vedono da un punto di vista turistico, anche perché c'è un contingente di cittadini del mondo che visita i territori, ovviamente partendo dai siti UNESCO, che non sono altro che la certificazione del fatto che ne vale la pena di fare la visita. 9 sono tanti, qualcuno in più ancora magari? Sì, ci sono. Ci saranno, anche perché noi abbiamo dossier pronti e stiamo lavorando sul Valpolicella di sicuro e io credo che la pesciera di Bolca, anche quella, possa avere grandi vantaggi, grandi chance, e comunque abbiamo un territorio che sa offrire moltissimo. Diciamo che 9 non saranno un punto di arrivo, ma sono un punto di partenza. Da un punto di vista economico rappresentano un'industria da 18 miliardi di fatturato, che è la prima industria in Veneto. Da un punto di vista sociale e territoriale rappresentano i veri ambasciatori del Veneto nel mondo. Quando tu ti ritrovi ad avere oltre il 66% di turisti in Veneto che sono stranieri, dei 72 milioni di presenze, vuol dire che qualcuno è andato in giro per il mondo a suonare il campanello. Questo è merito dei nostri